Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi a partire i cavalli partecipanti alla prima corsa. 4 anni non vincitrici di 18.000 euro, solo femmine in pista, 6 dietro le ali dell'Autostart. Questa giornata incentrata sul Gran Premio della Vittoria, il primo Gran Premio nel panorama ippico del 2024. All'1 Emi Stecca, Francesco Facci, 2 Vita Wise L, Antonio Di Nardo, 3 Easy di Girifalco, Alessandro Gocciadoro, 4 Enterprise Gar, Crescenzo Maione, 5 Eva Light, Marco Stefani, 6 Iva Sop, Roberto Vecchione. Si ritraggono i numeri alti. Errore di Emi Stecca. Ci prova Enterprise Gar a scavalcare Easy di Girifalco e riesce nella conversione alla corda prima dell'ingresso della prima curva. Enterprise Gar al comando, Easy di Girifalco in seconda posizione a precedere Vita Wise L, poi Ivas Hope, quindi ancora Eva Light e Mistecca che si è ripresa dopo l'impasse iniziale. 14,7 il lancio di Enterprise Gar, che ha preso la testa e ora prova a rallentare il ritmo. I primi 400 metri se ne vanno in 37. In bocca la piegata di sinistra con Enterprise Gar e Easy di Girifalco all'avanguardia, gli altri più indietro, capeggiati da Evita Wise L che precede Ivas Hope, Eva Light e Emi Stecca. 600 in 47, passaggio davanti alle tribune. Enterprise Gar sempre salda leader, muove Ivas Hope che sposta dalla quarta posizione e risale. Non trova l'anticipo di Easy di Girifalco che rimane seconda alle spalle di Enterprise Gar. Il giro se ne va in 1-2-6, frazione in 15,5 davanti alle tribune. Enterprise Gar in vantaggio in controllo, Easy di Girifalco nella sua scia. Allo scoperto Ivas Hope, poi Evita Wise L, quindi Emi Stecca. I 1000 di gara in 1:18,2 per la leader Enterprise Gar, che continua a controllare le operazioni. Ivas Hope che prova ad intensificare l'azione al suo esterno, va a prendere la seconda pariglia Evita Wise L. Seconda in corda c'è sempre Easy di Girifalco, ormai in attesa solo dell'open stretch, poi Emi Stecca all'ingresso della addirittura d'arrivo. È in vantaggio Enterprise Gar che prova la fuga da Ivas Hope che attacca con decisione al largo, galoppa Easy di Girifalco, insiste Ivas Hope all'attacco di Enterprise Gar. Ivas Hope che nel finale viene a vincere su Enterprise Gar. Mentre galoppano tutti, al terzo posto dovrebbe essere Emi Stecca. Io ho 2-1-1 sul mio cronometro. La vittoria di Ivas Hope, Roberto Vecchione per il Team Elert, che è anche proprietario della figlia di Muscle Massive Windham Real Farrap. Percorso esterno vincente a macinare, piega di un'incollatura nel finale. Enterprise Gar al terzo posto, Emi Stecca.